Maurizio Dusio con un'opera a Orto d'Arte. Perché ti trovi in questa iniziativa varesina? Come sempre per caso, perché uno non sa mai dove si trova. In ogni caso, conobbi Alberto Lavit nel 2013, si fece una mostra corposa, significativa, con il quale si è proseguito il rapporto, un rapporto di amicizia e di collaborazione legato all'arte. Così che sono stato invitato per porre un'opera di questo tipo e così ho fatto, eccomi qua. Quest'opera si chiama Kairos. Spiegaci un po' il significato di questa tua scultura. Certo, allora innanzitutto rientra in un quadro, in un corpus di opere legate alle divinità arcaiche, eccetera, eccetera. Kairos è la seconda accezione in greco del tempo, il tempo sincronico, il tempo della fluidità, molto caro a tutta la filosofia dell'Ottocento, eccetera, eccetera, Einfühlung, il sentire veloce che fa capo all'intuizione. Questo mi interessa molto, perché l'arte è questa roba qua, non è cerebralità, magari a posteriori, ma prima di tutto è fascinazione. E la fascinazione è qualcosa che, che non ha una connotazione di precomprensione. Cioè, chiunque si può affascinare. Questa è la bellezza dell'arte, in generale.